Buonasera a tutti, benvenuti a questa partita di Serie B interregionale ad affrontarsi al Palarubano a Bancagna Virtus Padova contro Pordenone Agna di Pordenone. Aprono subito forte gli ospiti con 2 punti. Passiamo in rassegna i 2 quintetti per i padroni di casa con il numero 0 Fasolo, con il numero 32 autore della prima bomba Nicolò Scancelli, col numero 18 Capitan Bianconi, col numero 3 Leonardo Biancotto e col numero 9 Samuel Trentini. Fasolo intanto qui a spendere il suo primo fallo personale. Per gli ospiti con il numero 16 Bozzetto arriverà in ritardo la formazione degli ospiti in quanto Fipstats non collabora. Intanto si gioca a spalle, il rimbalzo è di Trentini. Bianconi ora in transizione, prova ad attaccare il ferro, ben tenuto, scarica fuori a Scancelli che va da Fasolo, prova a giocarsi 1 contro 1, la difesa passa sotto, ottimo tiro di Fasolo da 3 punti che però è lungo. Adesso gli ospiti a impostare. Gli ospiti hanno in campo con il numero 10 Ballati, autore di questo splendido sottomano di Mancina, con il numero 7 Cagnoni e intanto Capitan Bianconi da 3 punti con il numero 16 Davide Bozzetto, con il numero 5 Fazzi. E dovremmo esserci. Fazzi prova a servire sotto la palla intercettata da Trentini. Bianconi in contropiede, serve Biancotto che la dà sotto a Scancelli che scarica fuori per Trentini. Bravissimo Biancotto a prendere la posizione e a subire fallo. Intanto c'è il primo time out per la formazione di Pordenone. Ne approfitto per salutare il mio collega che mi accompagnerà questa sera, Nicolò Sirimarco. Buonasera Nick. Buonasera a tutti. Oggi grande partita, molto importante, soprattutto per la squadra di casa e diciamo se riesce a vincere anche questa si rimetterà in strada per puntare a un obiettivo più grande, mettiamola così. Eh sì, come detto è una partita importantissima in verità per entrambe le formazioni in corsa verso i playoff. All'andata la Virtus aveva trovato un'ottima vittoria in casa di Pordenone, avvenuta pochi giorni dopo la scomparsa dello storico presidente Gianfranco Bernardi. Pordenone che attualmente si trova a 2 punti sopra Padova in classifica, con una partita in più. Intanto un saluto speciale anche alle ragazze neroverdi di scarpette rosse, sempre presenti qui a Rubano a dare spettacolo nelle pause. La Virtus si prepara a rimettere dal fondo, Fasolo per Biancotto, sale lo zipper e la riceve ancora lui, pick and roll con Bianconi che riblocca, Fasolo non riesce a restituirgliela, va da Biancotto che lo riserve, Fasolo da lontanissimo non trova neanche il ferro. Non un'ottima uscita dal time out per la Virtus. Vediamo invece Pordenone che aveva chiamato lei il time out. Fazzi a impostare, si va da Ballati, pressione alta di Trentini, bravissimo Biancotto a rubare la palla a Cagnoni e
servire in contropiede Bianconi, che trova altri 2 punti. Fazzi alza forte la pressione Fasolo, si va da Cagnoni che prende un tiro in ritmo da 3 punti. Bellissimo rimbalzo di Mandic che poi pesca il taglio di Bozzetto, fermato fallosamente da Scancelli. Assegno il primo, punteggio adesso sull'8-5 per i padroni di casa. Veramente palazzetto di Urbano gremito di gente. Assegno anche con il secondo Bozzetto, adesso Fasolo esce dallo stagger Bianconi, autoblocco per seguire Biancotto, poi Bianconi in ritmo. Il tiro è corto, rimbalzo di Mandic e adesso Cagnoni va sotto da Bozzetto che gliela ridà, trova 2 punti Cagnoni che ha tagliato dopo la palla sotto al compagno. Adesso Trentini, bellissima virata nel mezzo dell'area e poi conclude in mano destra. Bellissimo canestro di Samuel Trentini. Bravissimo Scancelli a negare la ricezione a Mandic. Poi Cagnoni va su, forse c'era un contatto, si lamenta. L'arbitro non era dello stesso avviso. Fermato invece fallosamente Biancotto in contropiede. Rimessa laterale per la Virtus. Sa da riceverla Fasolo. Bello scarico di Fasolo per Scancelli che non trova i 2 punti. Adesso Ballati, chiedo scusa, potrei averlo chiamato Cagnoni precedentemente. Intanto Bianconi commette fallo andando a raddoppiare il post basso di Bozzetto. C'è il primo cambio per Padova, esce Federico Fasolo, in campo al posto suo Massimiliano Moretti. Rimessa laterale, anzi rimessa da fondo per gli ospiti, ad occuparsene Fazzi. Cagnoni, si va sotto, poi ribaltamento completato con Mandic, extra pass in angolo per un'ottima tripla di Ballati che la manda a bersaglio e c'è il sorpasso di Pordenone. Taglio Iverson per Biancotto che poi va sotto da Trentini e se la gioca. Bravissimo Ballati a tenere e poi a conquistare il rimbalzo difensivo. Il pop con Mandic, si va sotto, raddoppio, bellissimo il passaggio di Bozzetto per Fazzi che poi scarica in angolo, il tiro però non va. Adesso Moretti, dopo in uscita per Trentini che poi taglia verso canestro. Finta l'end-off Scancelli, prova ad andare fino in fondo. Difesa davvero competente qui ancora una volta di Pordenone che poi corre benissimo il campo. E bravissimo però Bianconi a prendere posizione e a subire sfondamento.
per la Virtus esce Scancelli ed entra Rigon. Cambia anche per gli ospiti, entra con il numero 9 Malbasa ed entra anche con il numero 13 Ragagnin. Quindi adesso ad occuparsi dell'attacco del Cusino. Stagger per Biancotto che sale passando sotto, si cerca poi di andare in spalle ma Moretti blocca il movimento commettendo fallo. Un'intensità e parecchi contatti da parte di entrambe le squadre, contatti sportivi. C'è lo Stagger, Bozzetto che poi consegna a Ballati che ribalta, il tiro di Fazzi però è lungo, Moretti si spazia in ala, poi va a spalle da Bianconi che se la gioca splendidamente ed è bravissimo poi a seguire il suo stesso tiro e a trovare 2 punti contro il sorpasso Virtus. Ballati, Trentini alto su di lui, si va da Ragagnin che rifiuta il pick and roll per attaccare il fondo, ne trova un ottimo tiro Pordenone qui, però non va. Bianconi poi attacca in transizione Bozzetto che spende fallo. Esce Fazzi ed entra con il numero 3 Cardazzo. Esce anche Ballati al posto suo dietro Jacopini. I tifosi di Pordenone arrivati in gran numero questa sera qui a Rubano. Segna il primo Bianconi. Secondo non va, alza la pressione su Ragagnin Moretti, si va da Jacopini che ribalta e poi viene di nuovo servito, bravissimo con l'extra pass, sotto da Ragagnin che commette passi. Passi di Malbasa. Intanto per la Virtus è entrato con il numero 85 De Marchi. Nuovo innesto da Padova, la Banca Magna Padova. Per Pordenone entra Bevilacqua, ex Petrarca Padova. Trentini va da Bianconi, blocco sulla palla di De Marchi, bravissimo Bianconi, portare a casa 2 punti con questa move giordaniana, tentando di tornare sul centro e poi ripartendo sul fondo. Ragagnin, ottima tripla sulla difesa che passava sotto, e Malbasa prende rimbalzo in attacco e segna. Marchi attraversa, negata la ricezione,
Moretti si adegua in ala, va da Bianconi che attacca Bevilacqua, step back, canestro da fuori classe di Corrado Bianconi. Qua Rigon quasi con l'anticipo, si dimentica la Virtus di difendere, è sfortunato però il tiro di Cardazzo. E poi Malbasa perde palla, la Virtus corre in transizione con Trentini che attacca al centro dell'area, scarica fuori per Rigon, il tiro è lungo e ora Pordenone a correre il campo, scivola Malbasa ma trova un ottimo tiro con Jacopini dall'angolo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco del primo quarto, stagger per Trentini che poi riblocca subito per l'uscita di Bianconi che tira da casa sua, il tiro non va, Malbasa a dirigere il contropiede, la Virtus ora si è schierata, bravissimo Ragagnin dietro la schiena per Malbasa che aveva tenuto fuori benissimo, aveva tagliato fuori benissimo Moretti che è costretto a spendere fallo. Intanto Nick, abbiamo finalmente una pausa. Posso chiederti, entrambe le squadre abbiamo visto stanno spingendo molto, il punteggio è un po' basso forse, ecco Bianconi per la Virtus ha trovato ottimi canestri. Sì, assolutamente, Bianconi come suo solito si è inventato dei canestri veramente difficili ed è stato un po' il punto di riferimento della squadra dal punto di vista offensivo, è riuscito a creare, diciamo, questo piccolo vantaggio con cui la Virtus speriamo vada alla pausa tra primo e secondo quarto, sempre tiri liberi tirati in questo momento permettendo, e fischi anche magari. Pordenone comunque è una squadra che, come direbbero oltreoceano, è relentless, ovvero ha continuato a spingere, a battere, e infatti il vantaggio della Virtus non si è materializzato poi più di tanto. Comunque per ora è una partita di livello. Grazie mille, esce De Marchi dallo zipper, ribalta da Bella Rosa che esce dal blocco di Rigon, finta il pick and roll Rigon per poi bloccare l'uscita di Bella Rosa che viene fermato fallosamente da Ragagnin. Anche la Virtus è in bonus, quindi Bella Rosa appena entrato può subito iscriversi alla gara. Esce Rigon e rientra Biancotto. L'ultimo tiro del quarto sarà per Pordenone. Intanto a segno Bella Rosa. Due su due. Vediamo Pordenone cosa riuscirà a trovare. 1 contro 1, step back da 3 punti, il tiro è lungo e finisce così il primo tempo con il tiro di Ragagnin che non trova il fondo della retina. Punteggio sul 19-15 per i padroni di casa. Siamo pronti a riprendere la partita. Gli ospiti ancora in campo con Bevilacqua, Malbasa, Cardazzo, Jacopini e Ragagnin. Padova con Rigon, Moretti, Pilone, De Marchi e Bella Rosa. Si va a spalle da Moretti che ha vantaggio contro Ragagnin e si butta per terra. L'arbitro gli fa cenno di alzarsi. Sarà rimessa per la Virtus. Richiamo anche per
Ragagnin, o l'arbitro che va a parlare con coach Milli. Esce Bellarosa che è libero, può tirare, il tiro non va, bravissimo Rigon a prendere rimbalzo in attacco, di nuovo da Bellarosa, consegna per Moretti, pick and roll con Rigon che poi poppa, finta il tiro, attacca al recupero, bravissimo Bellarosa a trovare sottomano nel cuore dell'area, e poi Pilone subisce fallo da parte di Bevilacqua. Palla persa della Virtus. Moretti alza su Ragagnin. Bevilacqua va da Malbasa, inconsegnato, bravissimo Rigon a scivolare, poi la Virtus non si intende, sbaglia però il sottomano. Bellarosa ora in transizione, la Virtus è costretta a richiamare, esce Bellarosa che poi va sotto da Rigon. Jacopini è bravo a metterci il contatto che Rigon non assorbe, sbagliando il tiro, poi commette fallo sullo stesso Jacopini. Ritorna in campo Federico Fasolo. Spegniamo due parole per questo ragazzo Nick che negli scorsi giorni ha partecipato alla Next Gen di Eurolega. Sì, come hai detto tu, ha partecipato all'Euroleague Next Gen, sicuramente un grande onore per il ragazzo, che ovviamente è un'esperienza irripetibile, che per la società devo dire che sono molto orgoglioso di lui, essendo anche il suo assistente in Under 19, e niente, di sicuro una bellissima esperienza. Ora vediamo questo proseguirsi di partita, tanto bellissimo rimbalzo in attacco di Bellarosa, ma queste dichiarazioni le lascio a te. Ti ringrazio. Lo stesso Fasolo a conquistare il rimbalzo difensivo che ha poi lanciato questa transizione virtussina, terminata con un fallo subito da parte di Bellarosa. Torna in panchina Pilone, al posto suo rientra Biancotto. Pilone, ottimo apporto dalla panca, ricordiamo ragazzo giovanissimo del 2007 anche lui, protagonista in Under 19 eccellenza. Ha subito un bel fallo prima nel tentativo di rimbalzo in attacco. Adesso la Virtus va da De Marchi, Bellarosa esce, pick and pop con Rigon che attacca sul centro, scarica per Fasolo che prende un tiro da 3 punti in ritmo e lo manda a bersaglio. Ragagnin ora va da Jacopini che attacca benissimo il centro, ricciolando quasi su quel blocco, nessuna maglia bianca ad ostacolarlo. Bravissimo Fasolo a rifiutare il blocco di Rigon. Nella confusione la Virtus ne esce comunque con la rimessa da fondo. Bravo anche Rigon, perché quello che stava portando era un ghost screen, si sarebbe quindi aperto di lì a una frazione di secondo, ma accorgendosi del reject di Fasolo si è fermato. Veramente una scelta da prendere
in un millisecondo. Qua Fasolo perde palla, Pordenone non riesce a costruire nulla in transizione. Di nuovo raddoppiato Bozzetti che dà la palla, che ritorna la palla a Ballati, di nuovo tornato in campo. Lo scarico in angolo però non viene premiato dalla tripla di Cardazzo. Tripla aperta questa volta invece di Scancelli, e bravissimo Biancotto a seguire. La Virtus tenta la fuga adesso con il +7. Pop di Bozzetto, in ritardo la difesa. Bozzetto poi bravissimo a dar la palla sotto a Mandic. Rosa non viene servito sullo scarico sull'Iverson. Fasolo costretto ad attaccare. La Virtus trova tutto sommato un ottimo tiro che però non va. Doppio cambio per gli ospiti, esce Cardazzo e torna Fazzi. Per la Virtus esce De Marchi e ritorna in campo Trentini. Trentini rischia di farsi battere, è bravo poi a tornare sui suoi passi. Finta il blocco Bozzetto per poi andare a bloccare l'uscita di Ballati, che gliela ridà sotto, e il lungo di Pordenone subisce fallo. Il primo fallo personale di Tommaso Bellarosa. Rimessa laterale per Fazzi, vediamo se si andrà subito sotto da Bozzetto, invece no, sale lo zipper. Flare per il numero 10 che attacca pick and roll sul centro con Bozzetto, marcato ora da Scancelli, è bravissimo a prendere il cuore dell'area e a segnare il sottomano e a segnare in semigancio. Ancora bravissimo Ballati, un incubo per l'attacco virtusino negli ultimi minuti, e direi Nick, la Virtus era riuscita ad andare a +7, ma il rientro in campo di Mandic, Bozzetto e Ballati ha dato una bella gatta da pelare per la Virtus. Sì, sicuramente il livello dell'intensità fisica ha aumentato soprattutto in difesa da parte di Pordenone, e questo ha messo in difficoltà i virtusini, che hanno visto il loro vantaggio pian piano andare a diminuire e ora siedono su un +3, che comunque è un vantaggio ma non è bello come prima. No, assolutamente direi di no. In particolare Ballati in ben 2 occasioni ha negato la ricezione di Bellarosa sul taglio Iverson, la seconda volta riuscendo anche a toccare la palla e a mandarla fuori non prima di un successivo tocco di Bellarosa, recuperando quindi palla. Per gli ospiti ancora in campo Ballati, Fazzi, Mandic, Ragagnin e Bozzetto. Anche il quintetto padovano rimane invariato. Anzi no, esce Bellarosa e ritorna in campo Capitan Bianconi. Fazzi, posta pick and pop con Mandic che poi ribalta da Ragagnin, usa la sponda posteriore per servire un ottimo tiro da 3 di Bozzetto e poi Mandic correggia sulla difesa padovana e corregge l'errore del compagno. Iverson per Biancotto, si prova ad andare sotto da Trentini, lob e scavalca la difesa, arriva tardi Mandic
un fallo che ci stava tutto qua, Nick, era in ritardo Mandic. Assolutamente sì, le proteste non sono giustificate poiché c'è stato proprio un impatto in aria, completamente invaso il cilindro, quindi non capisco neanche le proteste. Situazione questa dove Trentini è molto pericoloso, abbiamo visto più volte nel corso dell'anno venire servito su quel lob. Fasolo attacca al centro, scarico per Bianconi che gliela ridà, pick and pop, Eurostep di Fasolo, il tiro non va e Mandic lancia il contropiede con Ballati che segna in sottomano e aizza la curva. Fasolo, Mainana, Zipper per Biancotto, Ballati ancora molto presente, uscita per Bianconi che ricciola, mette a posto i piedi, ricciolo alto di Bianconi, che tanto un ricciolo poi non era, altro canestro fuori classe. Mandic, ribalta inconsegnato per Fazzi che poi scarica a Bozzetti, il rimbalzo è lungo e finisce nelle mani degli ospiti. Ballati va sotto da Mandic, raddoppio istantaneo, punito da Pordenone che trova un ottimo tripla dall'angolo. Si va in punta da Scancelli che non ribalta, torna di là da Trentini che gli dà palla sotto, attacca Mandic, prende un ottimo centro dell'area, bravissimo Biancotto ad andare a rimbalzo. Ballati non era d'accordo. È costretto a lasciare il campo per i falli. Ballati al suo posto torna Cagnoni. E qua la Virtus perde una palla molto scontata. Adesso Moretti prova a rifarsi subito alzando su Fazzi, show alto di Bianconi che però, visto che Bozzetti non aveva bloccato, era molto rischioso, infatti poi la difesa si è trovata in ritardo e Bozzetti è stato fermato col fallo. Richiamato anche Bianconi che non era d'accordo col fischio. Intanto Nick, in questo momento di pausa abbiamo visto la Virtus andare in raddoppio dal lato forte su Mandic, ma è brava Pordenone ogni volta a passarla sotto e a tagliare, quindi questo raddoppio non sta molto funzionando forse per Padova, cosa che invece mi fanno subito sentire in imbarazzo i virtusini, però in questo caso chi l'ha data sotto non aveva tagliato, quindi un po' diverso rispetto a prima. Precedentemente aveva trovato una tripla invece Pordenone in quella situazione. Biancotto intanto a segno con il primo libero dopo il fallo subito in transizione per fermarla. 2 su 2 per lui. Fazzi, ancora alta la pressione della Virtus. Cagnoni, si stacca Biancotto, ribalta da Ragagnin, sotto a Mandic che la riapre subito fuori per Bozzetti, scarico in angolo
di Ragagnin, step back di Cagnoni, tiro non va, bravissimo a seguire Mandic, e poi serve Fazzi, impreciso però nello scaricare fuori a Cagnoni. C'è un cambio, esce Ragagnin per gli ospiti e torna in campo Malvasa. Moretti adesso, esce Biancotto e poi viene perso, no, Lucchi in angolo per Scancelli che attacca benissimo il cross out. La Virtus è brava a mantenere il domino, vantaggio, e trova un ottimo tiro aperto di Scancelli che però non va. Bravissimo Biancotto a rubare questo rimbalzo e ad andare spalle con Malvasa, che però è un giocatore altrettanto fisico. E poi Pordenone ne esce con un canestro più libero aggiuntivo. Onestamente mi sembrava molto competente la difesa di Moretti. Parlare con l'arbitro adesso. Ritorna in campo De Marchi. Pordenone è tornata a +1 nel frattempo, con la possibilità di allungare un'ulteriore lunghezza. Il tiro libero non va, Bianconi prende il rimbalzo, lancia la transizione, va in angolo da De Marchi che gliela restituisce. Si apre di nuovo Bianconi, il tiro non va, rimbalzo di Malvasa che conduce anche il contropiede. È bravissimo Biancotto a togliere di colpo la sua posizione e a toccare anche la palla, che però viene infine buttata fuori dallo stesso Malvasa. Scancelli, flex offense per la Virtus che esce con Biancotto, pick and roll con Scancelli, De Marchi ha rifiutato il tiro. Al tiro e poi commette anche passi. E oggi l'ho visto. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Si apre in punta Ozzetti, alto basso per Mandic, subisce fallo. Ancora molto impattante Mandic. Esce Scancelli e ritorna in campo Rigon. Adesso negli ultimi minuti è stata Pordenone a dettare l'inerzia. Vediamo se la Virtus riuscirà sul finire del tempo del quarto a riprendersela. Non va il primo libero di Mandic. 0-2, ma la Virtus non è brava qui a prendersi il rimbalzo. Attacca al centro Fazzi, scarica per Malvasa che va sotto per uno splendido Mandic che negli ultimi 2 minuti almeno Nick è stato un rebus per la Virtus. Assolutamente sì, è riuscito a segnare un sacco di punti e fare un sacco di canestri, quindi ci ha messo molto in difficoltà ed è con la sua fisicità sta dominando. Poi con questa manina sta iniziando anche a segnare liberi, anche se prima ha fatto 0-2
e quindi può diventare sempre più un problema. Ora post basso per Trentini, fuori per Rigon, attacca a mano sinistra, fallo non fischiato e coach preso da Riccardo De Nicolao che protesta per questo fallo clamorosamente contatto clamoroso non fischiato e niente, non so che dire, sarà un tiro libero supplementare per gli ospiti. 29-33, un minuto dalla fila, vediamo se Pozzetto segna il tiro libero. Ora andremo a giocare l'ultimo minuto di gioco. Si ricerca di nuovo numero 14 sotto, ma ora si arriva da Pozzetto. Arriva il raddoppio, intercettata da De Marchi che non riesce a controllare bene il pallone. Ma comunque Bianconi attacca forte e questa volta il fallo viene fischiato. E quindi saranno 2 tiri liberi. Primo è buono. Il secondo no. Tripla del numero 7, non va a segno. Rimbalzo che va un po' di qua, un po' di là. Tuffi. Sembra di stare Piscino Olimpioni che alla fine arriva a Biancotto. Bianconi attacca forte il ferro nuovamente, fallo più interferenza offensiva ti direi, difensiva scusate, quindi sarebbero anche 2 punti ma fallo prima, non ho idea di come funzionano le regole, quindi non viene fischiato, magari semplicemente sbaglio io, ma da qua sembrava fosse ancora in parabola discendente la palla. Ecco, una delle cose che non ritengo necessarie sia lamentarsi con i ragazzi che asciugano il pavimento come ha appena fatto Pozzetto. Ritengo che sia proprio un gesto poco necessario e che denota veramente poca classe. Il primo esce. Il secondo va a segno. Entra Scancelli e minuto per gli ospiti.
Non ho capito. E si conclude con 31-36 all'intervallo. Per gli ospiti. E noi ci rivediamo tra 10 minuti. Tutto pronto qui per la ripresa al Palarubano. Gli ospiti rientrano dagli spogliatoi e schierano Fazzi, Bozzetto, Ragagnin, Malbasa e Ballati. Per la Virtus invece Capitan Bianconi, Scancelli, Fasolo, Biancotto e Trentini. Il primo possesso sarà per gli ospiti. Riceve Fazzi, Fasolo ad occuparsi di lui, uscita per Bozzetto che consegna Ragagnin, rischio di passi, extra pass in angolo, la tripla è lunga, rimbalzo controllato da Bianconi, consegna a Biancotto che attacca al centro, va da Scancelli che non trova l'angolo per metterne due, il rimbalzo casca comunque in mano a Bianconi che la consegna al play, che adesso prende un ottimo tiro da 3 punti. Ottimo modo di ricominciare per la Virtus e Fasolo qua però si fa ingolosire commettendo fallo. Rimessa laterale, Zipper per Malbasa, consegna a Bozzetto che va a servire nel cuore dell'area Ballati, chiedo scusa. Autore veramente di una prestazione solidissima fino a questo punto. Pick and roll, anzi no, si va a spalle da Trentini che attacca l'area, semigancio che non va, Biancotto con l'ennesimo rimbalzo offensivo della sua partita e poi Bianconi serve splendidamente Trentini che però sbaglia. Show alto di Bianconi su questo pick and roll, bellissimo movimento di Ragagnin che segna da 3 punti, più 7 per gli ospiti. Fasolo, palla lunga per Scancelli che non riesce purtroppo a salvarla, corre in contropiede Pordenone e Fasolo fa la frittata commettendo fallo. Time out per la Virtus che aveva ricominciato bene il secondo tempo ma che invece negli ultimi minuti ha subito parecchio.
riprende il gioco, vediamo se la Virtus riuscirà a non far scappare i padroni, gli ospiti, e invece a riprendere le redini della gara. Fazzi nel tentativo di completare il gioco da 3 punti. Lo fa. Adesso Fasolo, viene data fiducia al play giovanissimo della Virtus. Reject sul blocco di Rigon. La palla viene data sotto solamente più tardi, ma c'è il tocco della difesa. Rimessa da fondo per Bancagna. Sale Rigon, viene a riprendersela Fasolo, che attacca la pressione di Ragagnin, che commette fallo. Zipper per Trentini, che va sull'altro lato in punta da Bianconi, e Biancotto cosa si è inventato in questa situazione? Passaggio al volo dietro la schiena al compagno, si va a spalle da Bozzetto, che attacca al centro, è bravo a svitarsi, anzi ad avvitarsi sul secondo ferro per appoggiare 2 punti. Si spazia in ala Fasolo, poi va da Bianconi, che attacca la pressione di Ragagnin e mette 2 punti. Ballati, doppia uscita per Pordenone. Ballati vede un varco e si prende il palleggio a tiro, che però è lungo. Fasolo può gestire la transizione, va da Bianconi che gliela restituisce. Biancotto fa spazio a Fasolo, che poi trova splendidamente in angolo Rigon. Il tiro, nonostante fosse in ritmo, non va. Si va da Fazzi, cercato sotto Malbasa. Biancotto però ostruisce il passaggio, la palla esce, rimessa laterale per Pordenone. Malbasa finta il consegnato a Fazzi per andare poi da Ragagnin, che mette un'altra bomba. Ha cominciato veramente splendidamente Ragagnin in questo secondo tempo. Fallo qua la difesa e c'è un cambio per la Virtus, esce Trentini, rientra De Marchi. Fa fatica qui la Virtus a rimettere la palla in campo. Bravo De Marchi a tenere l'autoblocco, va da Bianconi, passaggio impreciso. Bianconi si distanzia dal difensore e Biancotto qua, probabilmente pensando che stessero scadendo i 24, lancia la palla verso il ferro. La Virtus è ancora fortunata col rimbalzo e ancora a lottare Biancotto per il rimbalzo. Tripla in ritmo di Ballati, segue Ragagnin, extra possesso per Pordenone, si tuffa letteralmente sulla linea di fondo Ragagnin, che poi serve un'ottima palla per Malbasa. Altro rimbalzo concesso dalla Virtus, si va sotto da Malbasa, raddoppio
perso nuovamente il backdoor e fallo commesso dalla difesa. Rimessa dal fondo per gli ospiti. Non un ottimo terzo quarto fino a questo punto per la Bancagna, Nick. Sì, assolutamente, come dici tu, devo dire che i virtusini stanno provando a dare una risposta, ma comunque la difesa di Pordenone sta rendendo a loro il lavoro molto difficile. Poi qua vediamo un mancato fischio di fallo in attacco, visto che c'è stato un hooking clamoroso. Però così alcune chiamate le vedi, altre no, giustamente. E ora vediamo l'arbitro avere colloquio con i virtusini. Tutto risolto, niente tecnici, a noi va bene così. Chiamano 4 in difesa e in attacco Pordenone. Vediamo cos'è. Zipper attacca forte ferro, 2 punti. La difesa invece della Virtus sta un po' lasciando il tempo che trova, perché molto fisica per finta. Sembra che ci mettono il corpo ma non ci mettono fisicità e quindi serve a poco. Invece continui a vedere Pordenone molto aggressivo. Qua rimbalzo in attacco, arriva per la Virtus invece, altra tripla. E sono 3 punti, Capitan Bianconi riporta la squadra a meno 10, 4 minuti da giocare. Zona per i padroni di casa che viene punita da Pordenone e torna a più 13. Cambio, esce Rigon, entra Scancelli. Fallo subito da Bianconi. Ora la difesa, secondo me, oltre che essere fisica, sta diventando anche molto fallosa. Vediamo come riuscirà la Virtus a chiudere questi ultimi 3 minuti e 29, che se riesce ad accorciare le distanze la partita è ancora tutta aperta, ed è aperta comunque perché c'è comunque un altro quarto da giocare. Ma ci insegna che non è mai finita. Non è mai finita finché non c'è 0-0-0, quarto sul cronometro. Rientra Bella Rosa. Palla in mano De Marchi. Pick and roll con Scancelli. Palla per Bianconi. Palla persa da Scancelli. Palla Fasolo. Bella Rosa, vuole attaccare Ferro, pick and roll. Fallo.
rimessa laterale, si va in posta da De Marchi, non va, da Gagnin chiama Flash, poi chiama i 24, rimbalzo offensivo ancora di Pordenone, tiro da 3 punti e stavolta entra. Ancora zona, rimessa laterale, il cambio, esce Bianconi, entra Pilone, ancora zona per la Virtus. E piede nuovamente, 0-0, palla al centro. Palla recuperata. Passaggio incredibile, ritorna la palla a Fasolo che ferma il palleggio, palla a De Marchi che decide di giocarsela, no, la dà Scancelli, Scancelli, fadeaway jumper, non entra. Fa buttare fuori Nicolai. Quarto fallo personale di Fasolo, rientra Jacopini per Pordenone e se non sbaglio Jacopini e De Marchi erano ex compagni di squadra Treviso Under 19, però non vorrei dirti una cavolata. Fischi non necessari dalla tifoseria pordenonese per una semplice discussione con e il primo non entra. Forse le troppe proteste inutili dei pordenonesi hanno distratto il loro giocatore. Il secondo però va a segno, quindi la prossima volta suggerisco di urlare un po' di più. Esce il numero 16, entra il numero 14. De Marchi, tiro. Non entra. Jacopini, extra pass. Palla numero 10 che tira a 3 punti dal palleggio. Segna. Più 18.
altri 2 punti. Finisce 43-63. Eccoci qui all'ultimo atto di questa gara, la Virtus costretta a dover recuperare da un -20. Per la Virtus Moretti, Biancotto, Bianconi, Pilone e Trentini. Moretti a subire il fallo di Jacopini, accompagnato dai compagni Ragagnin, Mandic, Bevilacqua e Ballati per quanto riguarda il quintetto ospite. Uscita per Biancotto che consegna di nuovo a Moretti. Uscita nuovamente per Biancotto che può prendersi la tripla dalla punta e comincia al meglio questo quarto la Virtus. Adesso serve una difesa. 3-2 per la Virtus che si accoppia in questa matchup. Ribalta Mandic per Ballati che sbaglia il palleggiare sul tiro. La Virtus può correre in campo aperto. Biancotto a spalle contro Ragagnin ed è bravo Biancotto a trovare 2 punti, 5 in fila per il 3 in maglia bianca. Ancora zona per la Virtus che adesso si accoppia nuovamente. Palla rubata di Moretti che la dà a Trentini che segna da 3 punti. 8-0 di parziale per la Virtus che fa intendere che sarà l'ultima a mollare. Time out obbligato del Pordenone. E la tifoseria qui di Pordenone si è spenta. Jacopini ad occuparsi della rimessa, si va da Ballati, di nuovo Jacopini, alza la Virtus che adesso però deve accoppiarsi, ed ancora zona, dimenticato Ragagnin, e se c'è una cosa che ha fatto capire fino a questo momento è che segna da 3, autore di un'altra bomba. Biancotto attacca Ballati che tiene benissimo e poi commette fallo. Quarto fallo per Ballati che probabilmente adesso dovrà uscire dal campo e infatti è così. Per la Virtus che fa un pasticcio e addirittura concede 2 facili punti a Ragagnin che è il più veloce ad andare a prendersi la sfera.
fallo dimenticato ancora dalla difesa, e Biancotto si sta caricando la squadra sulle spalle in questo quarto. Bevilacqua, scarico in angolo per Jacopini, il tiro non va e Mandic fa la voce grossa. Pump fake di Biancotto, adesso la difesa è costretta a considerare quella finta. Esce Pilone, torna Rigon. Vediamo se anche lui adesso ci utilizzerà con le sue Rainbow Trees. Bianconi di nuovo in una missione, altri 2 punti. Biancotto, chiedo scusa, no Bianconi. Meno 14 per la Virtus. Ancora zona ed eccoli che si riaccoppiano. Trentini, sì, era in ritardo qua Samuel Trentini. Ma meglio un fallo che 2 punti facili. Un saluto a Oad Levi. Buonasera ragazzi. Che adesso Ragagnin attacca Trentini che gliela scippa e ora la Virtus corre con Biancotto che subisce un altro fallo, e da questo momento in poi Pordenone entra in bonus. Ritorna in campo Ballati. Torna in campo Ballati che deve stare attento a non commettere il suo quinto fallo. Vediamo se la Virtus cercherà di forzarglielo. Rigon si apre, palla di nuovo a Moretti che si spazia, poi va da Biancotto, anticipa forte Ballati ed eccolo qui il quinto fallo del numero 10 che era appena rientrato. Anticipato, adesso ogni fallo saranno 2 tiri per la Virtus. Il primo però non va per Leonardo Biancotto. Anche il secondo non va. C'è fallo di Mandic. Bravo Leo! Che ha trattenuto. Ci sarà un altro giro dalla linea della carità per Biancotto. Immaginavo, ma ho detto bravo Leo io. La Verdi lo sapevo, anche io immaginavo, ma non l'ho mai fatto. Facci caso. 0 su 3 complessivo di Biancotto. Che diventa uno 0 su 4 purtroppo per la Bancagna. Ancora zona. Mandic, Ragagnin, Bevilacqua, segna Jacopini, bel taglio flash di Malvasa che perde però palla. Skip pass di Moretti per Biancotto, la Virtus non riesce a trovare un tiro aperto. Biancotto attacca il recupero e altra lacrima al centro dell'area
La Virtus riduce a -12. Ragagnin, schiacciata in angolo per Jacopini. Brava Pordenone adesso a punire la zona. Trentini minaccia il tiro. Biancotto ritrovato, il tiro stavolta è lungo, il rimbalzo per la Virtus e Bianconi prova un altro tentativo da 3 che però è lungo. Momento silenzioso della gara. Eccoli qua i tifosi di Pordenone che si fanno subito avanti. Pump fake di Ragagnin che poi, chiedo scusa, c'è stato un momento alquanto cringe che mi ha tagliato le parole. Bravo comunque Ragagnin in questo secondo tempo ad alzare la parabola. Canestro non facile. Vuoi farlo tu? Sì. Come preferisci andare? Vado anche avanti. Nel frattempo possiamo ammirare questa coreografia elegante delle scarpette rosse. Anche oggi molto presenti al Palarubano. Nonostante non sia facile seguire il ritmo, chiamiamolo così, della musica con questa barra onda che c'è qui a Rubano. Ancora 14 punti da recuperare per la Virtus e siamo entrati nell'ultima metà del quarto. È tornato in campo Fasolo a gestire l'offensiva della Bancagna. La difesa passa sotto, il tiro era ottimo ma non va. Ha colpito su palla lentissima. Mandic si va in angolo da Jacopini e bravissimo Bravo. Moretti a intercettare però la Virtus poteva trovare 2 facili punti con Trentini, non visto però da Moretti. Mandic sbaglia il tiro, è sfortunata con rimpallo la Virtus e Rigon commette fallo su Bevilacqua. Bellissimo step back di Ragagnin. Davvero un bel canestro, l'ennesima tripla per lui, almeno 4, così a memoria. Bravo Fasolo invece in precedenza a subire fallo. Intanto dalla regia mi dicono 5 su 7 per Ragagnin. Il secondo non va. Ancora Ragagnin, va in ala da Malbasa, lob per Mandic. Incontenibile
tutto da rifare per la Virtus, che adesso è anche in una situazione di stallo offensivo. Bravo Fasolo ad uscirne fuori. Esce Moretti e rientra Biancotto. Su uno per Fasolo. Questa volta 2 su 2. Chiama raccolta i vessilli Biancotto per alzare la difesa. Raddoppio che prova a spezzare Jacopini, sbagliando tutto. È lo scarico segna. per Fasolo, il tiro è corto. Non riesce a riprendersi l'imbalzo. Qua Ragagnin prova a tentare l'arbitro a fischiare di fallo. Malbasa bravo a tenere dietro la difesa e a subire fallo. Esce Jacopini, rientra Fazzi, torna dentro anche Moretti. Quinto fallo per Federico, che dovrà lasciare il campo prematuramente. Bevilacqua, finta di ribaltamento, ci casca Moretti, tiro aperto che però non va, la Virtus corre, pescato Biancotto da Samuel Trentini. Ancora zona per la Virtus. Bevilacqua, ribalta, si va in angolo, la Malbasa. E diciamo che se ti fai battere su uno contro uno, i falli poi piovono a catinelle per la Virtus. Bravissima però Pordenone ovviamente a cercarsi tutte queste situazioni di recupero. Malbasa qui forse si fa strada con un po' di gomiti alti, però perde palla Pordenone. La Virtus in contropiede trova un tiro dal mezzangolo con Trentini, è lungo, controlla il rimbalzo De Marchi, under della difesa su Moretti che poi tira in sospensione e Bianconi commette fallo spingendo il rimbalzo e repentinamente si fa fischiare anche un tecnico per proteste. Ragazzi, è tecnico diretto, il dirigente accompagnatore non si può alzare. Non può neanche parlarti, non può neanche parlarti. Non deve prendere l'atmosfera visiva.
Segna il libro del tecnico Mandic. Più 16 per Pordenone. E l'arbitro fischia il cambio, penso. Esce Mandic e rientra in campo Bozzetto. Su 2 Moretti ad De Marchi in angolo, ribaltamento per Moretti in punta, si ferma Bianconi e poi esce dal ghost, il tiro da 3 però è corto, rimbalzo controllato da Malbasa. Bozzetto ora consegna a Fazzi. Il tempo stringe per Padova. In angolo da Ragagnin, attacca il recupero di Bianconi. Palleggio adesso tiro pulitissimo dal mid-range, non va. L'eroe Biancotto prende rimbalzo e consegna la sfera a De Marchi e segna 3 punti. L'acqua, attacca recupero sul centro, scarico in angolo per Fazzi, attaccato di nuovo Bianconi, si butta indietro sul perno Fazzi, bei 2 punti per lui, esce Bianconi e torna in campo Tommaso Pilone. Moretti ora ad attaccare tutto campo, giustissimo il fischio dell'arbitro perché Fazzi non era assolutamente in posizione, l'ha adeguata all'ultimo. Tiri liberi per Moretti dunque e cambio per gli ospiti. Entrano in campo, presumo, i 2 under, di cui vi saprò dire a breve il nome. Con il numero 17 Baldassi e con il numero 6 Basso, che così basso in verità non è. 1 su 1 per Moretti. Ancora 16 punti di scarto tra le 2 squadre e 50 secondi sul cronometro. 2 su 2 per Moretti. È l'ultima a mollare. Time out chiesto da coach De Nicolao per la Virtus. Baccagna.
Si torna in campo. L'arbitro qui si era dimenticato chi avesse chiamato il time out. Glielo ricorda il coach di Pordenone. La Virtus alza molto l'anticipo e l'usa facilmente però la pressione nero-verde. Anzi no, scherzavo. Trentini sbaglia però il sottomano. E poi Biancotto cancella le speranze di Bascio di iscriversi alla gara. Mette in campo Pordenone la palla e fa scorrere il cronometro. Colpo subito da Ragagnin, che nel frattempo aveva scaricato la palla per la tripla di Bozzetto. Speriamo non sia nulla di grave, si teneva al volto, probabilmente un colpo all'occhio da quello che vedo. I tifosi di Pordenone sembrano non essersene accorti. Vediamo se la Virtus riuscirà a trovare gli ultimi 2 punti. Li trova con Pilone che taglia dietro la difesa. Bello lo scarico di Moretti. Si ferma Pordenone e finisce la partita più 16 per gli ospiti, 86-70. Un saluto da Marco Manzoni e Nicolò Sirimarco. Alla prossima.